Turno infrasettimanale, l'ultimo di questa stagione, 23esima giornata di Serie A, Chievo contro Napoli. Buonasera da Riccardo Trevisani e Fabio Pecchia. Attenzione al cross per Sardo, che va a staccare di testa, riesce a anticipare Dossena. Bogliasino che va al cross da calcio d'angolo, stavolta la palla non esce come in precedenza. Gelson Fernandez per Mandelli che gira al volo. Prima palla gol per il Chievo. Gelson Fernandez va da Pellissier che tocca con l'esterno e passa tra Aronica e Pazienza. Il lancio per Moscardelli in area di rigore. Palla sul sinistro, prova il sinistro! Moscardelli! Un gol fantastico per lui! Un grande giocatore, 1-0 per il Chievo. Grande giocata, è partito tutto da un dribbling di spalle con l'esterno destro da parte di Pellissier e poi l'ha trovato con una palla morbida, però tutto molto bello e complimenti anche a Pellissier per la palla e per la giocata. Lancio per Pellissier in posizione regolare alle spalle di Cannavaro. Pellissier De Santis, Moscardelli a porta vuota. Dossena lo cercherà Amsic con il sinistro, troppo lungo, chiude Sardo, male, Cavani, porta vuota. Con il sinistro non è riuscito a trovare lo specchio della porta Cavani. Sardo con l'ottimo break, mette giù Sardo, si infila in area di rigore, Sardo! Gol pazzesco anche di Sardo, un napoletano contro il Napoli, 2-0 per il Chievo. Costanzo prima che Maggio lo vada ad anticipare, ma la palla diventa buona per Pellissier che schizza alle spalle di Cannavaro e calcia di controbalzo d'esterno anziché d'interno. Cross per Cavani che stacca di testa ma non trova lo specchio della porta. Prolunga il pallone in contropiede, pronto ad andare Pellissier. Attenzione perché Napoli è nuovamente scoperto, sta arrivando anche Costante vicino a Pellissier, non lo serve nessuno. Ancora Pellissier, lo aspetta adesso in area di rigore, c'è Moscardelli, pronto per chiudere Moscardelli e mangia clamorosamente il gol del 3-0. Non c'è il contropiede del Chievo perché Orsato dice che basta così.